Lorenzo Reina, il papà del teatro Andromeda, stasera uno dei premiati qui al Teatro dell'Efebo per per la conclusione della settimana pirandelliana. Teatro di pietra questo, un teatro in una cava, diciamo già questa è un'assonanza che lascia pensare. Sì, diciamo che la natura si esprime attraverso due momenti. Uno, quello in cui la natura, diciamo, è formatrice essa stessa di architetture che suscitano nell'uomo delle importanti emozioni. L'altro è quando l'uomo prende la materia della natura e la trasforma appunto in architettura, in scultura. E questa assonanza, diciamo, è fondamentale per capire che l'arte può, attraverso queste due vie, raggiungere l'emozione dell'uomo e quindi dare il massimo di se stessa. Lei si aspettava il grande successo della sua creatura, chiamiamolo così, e pensa che questo teatro, in questo anfiteatro naturale, possa in qualche modo essere qualcosa che corre sullo stesso binario dal punto di vista culturale, dell'attrattiva? Diciamo che io non mi aspettavo il successo del Teatro Andromeda, io ho lavorato pensando che sarebbe stata una generazione, diciamo, dopo la mia, a capire che qualcuno aveva realizzato quel luogo, perché la nascita del teatro individua anche un'esperienza, diciamo, di luogo, una nascita di luogo. Credo che questo teatro invece, da cui sono state sottratte le pietre per la costruzione appunto dei templi, si identifica con un lavoro come dire, di indagine e di origine, per cui venire qua significa iniziare quel percorso storico che porta poi inevitabilmente a capire la bellezza artistica che i greci attraverso il loro pensiero hanno portato su queste terre. Allora, devo ammettere una cosa, quando ho sentito il nome di Mario Incudine a conclusione della settimana pirandelliana ho fatto un balzo di gioia. Ma questo penso che lo fanno tutti perché ormai il nome di Mario Incudine è sinonimo non soltanto di cultura popolare, di musica popolare, ma anche di un qualcosa che va bene al di là, conosciutissimo. Ma parliamo intanto di questi quadri di Roulet che porti stasera. La riproposizione l'hai già fatto sempre con Monio Vadia e stasera porti qualche novità o bene o male il canovaccio è sempre lo stesso? Intanto sono felice di portare Liolà da Agrigento perché voglio dire, è il suo luogo naturale, poi in un teatro così bello, in una manifestazione come la settimana pirandelliana ci sta benissimo e lo abbiamo dovuto ridurre, per cui non è lo spettacolo che abbiamo fatto in teatro, ma è una rivisitazione, una sorta di reading con movimenti e costumi, quadri appunto da Liolà, diciamo, facciamo in modo che la storia sia leggibile e godibile, ma l'abbiamo dovuto un pochettino contrarre. Per me è una grande gioia perché Liolà è un personaggio intramontabile, è forse uno dei personaggi più belli di tutta la letteratura pirandelliana. Devo dire che farlo in questo posto per me ha un valore assoluto, quindi musica, le parole di Pirandello, questa è una commedia musicale, già Pirandello la scrive così, io l'ho rimaneggiata un po', l'ho diciamo, riempita delle mie musiche e devo dire che maneggiare le parole di Pirandello è emozionante, dirle qui e soprattutto all'interno del premio Pippo Montalbano, che è stato il Liolà, uno dei Liolà intramontabili per eccellenza, l'eterno Liolà lo chiamavano perché ha fatto con questo spettacolo anni e anni di rappresentazione, è una grande gioia. Quindi ho una compagnia di primo ordine, Monio Vadia che fa Zio Simone, Paride Benassai che fa questo personaggio inventato che ingloba in sé tutte le donne di questa opera, e poi abbiamo Lorenza Denaro, Federica Gurrieri, le ragazze del coro di Argante di Noto, Stefania Blandeburgo che fa Zia Croce, devo dire una compagnia bellissima, i miei musicisti, quindi non vedo l'ora di salire sul palco e farlo qui in questo contesto. L'ultima considerazione. La città di Pirandello per 18 anni è stata priva della settimana pirandelliana, ritorna dopo 18 anni assenza appunto grazie al contributo decisivo dell'ex provincia regionale. Che cosa si prova? Cioè tu non sei agrigentino, però sei siciliano doc, e cosa si prova a riportare anche da parte tua un contributo così importante per riavviare un percorso che si era così bruscamente interrotto?
E questo è un classico, devo dire, perché in ogni posto se c'è il genius loci poi in qualche modo viene, non dico dimenticato, ma accantonato e poi ci vuole tanto tempo per riportarlo. Penso, che ne so, a Rosa Balistreri a Licata, penso a Nino Savarese a Enna, penso anche ad Andrea Camilleri a Porto Empedocle, quindi poi ci si riappropria di questi geni che hanno fatto grande questa terra. È necessario riproporre l'opera di questi grandi artisti, è fondamentale affinché le nuove generazioni comprendano il valore di chi ci ha preceduto. Noi siamo seduti sulle spalle dei giganti, ma questi giganti li dobbiamo fare conoscere, quindi non può non esistere la settimana pirandelliana ad Agrigento, patria di Pirandello, sarebbe una negazione, quindi che ben venga di nuovo questa riproposta e soprattutto questo interesse verso Pirandello. Presidente, serata conclusiva della settimana pirandelliana con uno spettacolo che si preannuncia ad altissimo livello e anche questa è un'altra soddisfazione per questo vostro progetto di rilancio della settimana pirandelliana dopo 18 anni di assenza. Sì, è una grande soddisfazione per noi, è una grande soddisfazione per il territorio, per Agrigento. Siamo alla terza edizione della settimana pirandelliana, alla conclusione il teatro sembra pieno e la cosa importante è che la gente lo accoglie veramente con grande fervore e con grande amore. Pirandello è stato un grande personaggio, è riconosciuto in tutto il mondo ed è giusto che noi lo valorizziamo per quello che merita. E poi dobbiamo sempre continuare a mettere a nudo le bellezze di Agrigento e della provincia, perché spesso noi siamo bravi come territorio a mettere sempre a nudo le cose negative e non le cose positive. Agrigento è una provincia bellissima, la provincia ha un paesaggio meraviglioso, un contesto meraviglioso, all'interno, nelle zone dell'interno abbiamo paesaggi che a volte sembrano anche dei paesaggi alpini, quindi andiamo dalla costa alla montagna, cosa che non hanno in altre parti d'Italia o forse anche in altre parti del mondo, e quindi io sono veramente contento della quasi chiusura ormai della stagione, perché ci avviamo alla chiusura della stagione con un grande risultato, con tanti turisti che hanno partecipato all'attività culturale di questa città, soddisfatti e contenti, e quindi speriamo che ci sia anche un passaparola che possa portare in alto Agrigento e la sua provincia.